Che cosa serve per essere dei bravi artigiani e produrre dei manufatti credibili? Servono il repertorio, il disegno e la tecnica. Normalmente oggi si crede che l'unica cosa essenziale sia la tecnica, cioè quell'insieme di conoscenze che ci permettono di lavorare i materiali. Non è così, ci si dimentica appunto del repertorio e del disegno. Perché il repertorio è importante? Il repertorio è importante perché è quella guida, quella griglia che ci permette di utilizzare le tecniche e i materiali conoscendo verso quale destinazione ci stiamo dirigendo, verso quale oggetto vogliamo indirizzare i nostri sforzi. Che cos'è il repertorio? Il repertorio è la serie, il prontuario dei motivi ornatistici, delle griglie decorative ereditate dal passato, convalidate dalla tradizione, rese valevoli dalla utilizzazione che ne hanno fatto generazioni di artigiani prima di noi. In questo repertorio appunto noi scegliamo, come in una grande scaffalatura dove sono disposti dei prodotti, la cosa che ci serve di più, che non è detto che debba essere rifatta tale e quale, è la cosa che ci serve di più, che ha una certa provenienza storica, ha una destinazione nel futuro. In questo tragitto dalla storia al futuro stiamo noi, che trasformiamo il repertorio, che lo rimoderniamo, che scegliendolo lo riconvalidiamo e lo consegniamo alle generazioni successive. Il repertorio insomma è il grande serbatoio a cui tutti noi attingiamo le forme che diventeranno poi prodotto finito. Proseguiamo quindi questa presentazione del progetto legato ai quaderni della decorazione affrontando il problema successivo. Se il repertorio è, per così dire, il grande supermercato verso cui andare a comprare, sempre tra virgolette, usiamo le virgolette, i prodotti che interessano, il disegno diventa invece la cosa fondamentale, il DNA di tutto quello che verrà prodotto poi successivamente. Per disegno si intende la capacità sia di analizzare, di smontare, per così dire, la struttura dei repertori che si sono scelti, sia la capacità, attraverso questo smontaggio, di rimontarli nei manufatti che si intendono proporre. Disegno quindi significa capacità di capire, comporre, strutturare, disegnare in senso stretto e applicare i repertori modificati e aggiornati alla produzione del nuovo, qualunque esso sia. Questo apre il discorso su tutte le filiere, non solo dell'artigianato artistico, ma diciamo dell'artigianato e dell'industria artistica in generale. Questa si qualifica per la forma dei propri manufatti, non per la tecnica con cui sono eseguiti e neanche per i materiali più o meno preziosi di cui sono costituiti. L'artigianato e l'industria artistica italiana si sono sempre qualificati per la perfezione della forma, che è perfezione del disegno, che è saturazione storica dei modelli e dei disegni attuati e usati per comporre i manufatti.